Il temporale che anche questa mattina, ad esempio, ha colpito il Medio e Alto Vicentino è un temporale di tipo downburst, che vuol dire che le raffiche di vento rispetto alla tromba d'aria sono di tipo lineare. Non per questo non riescono a provocare dei danni, anzi, li provocano e come, anche perché le raffiche possono spesso raggiungere valori tra anche gli 80 e superare spesso i 100 km/h. Purtroppo questi fenomeni nella nostra regione, ma poi in generale in tutto il nord Italia, sono sempre più frequenti e con il passare degli anni, complice il riscaldamento globale, dovremo farne sempre più l'abitudine e saranno sempre appunto più frequenti, come dicevo. Il Veneto, nonostante le schiarite della tarda mattinata, sarà ancora sotto effetto di correnti umide sud-occidentali. Il questo comporterà la formazione di temporali che potrebbero, a tratti, specie tra le alte pianure, le zone pedemontane e le prealpi, dar luogo a fenomeni anche intensi, quali nubifragi, forti raffiche di vento, appunto accompagnate anche da downburst, quindi raffiche di vento lineari molto forti, e grandine anche di medio o a tratti grosse dimensioni, proprio come è accaduto ieri, con diametro di chicchi anche intorno ai 4-5 cm, quindi grandine distruttiva.